Stanno cambiando le leggi per quanto riguarda il discorso della titolarità di un qualsiasi esercizio nei confronti della clientela. Di cosa parliamo? Parliamo del misuratore fiscale che viene sostituito invece da un qualcosa di telematico e che sicuramente rappresenta una svolta epocale per quanto riguarda il discorso dei fruitori finali dei servizi e soprattutto dei fornitori di servizi. Lo facciamo con uno dei professionisti del settore, Massimo Simula, titolare della DARC, che prova a inoltrarci in questa normativa che sembra tanto farraginosa, che però farraginosa non è, anche perché bisogna uniformarsi tutti a questa nuova legge. Massimo. Sì, passeremo appunto da quello che oggi è conosciuto come il misuratore fiscale ed emette uno scontrino a un registratore telematico, uno strumento che oltre ad emettere uno scontrino che ha comunque delle differenze rispetto al precedente, si occuperà poi di inviare alla sera i dati dei corrispettivi direttamente all'Agenzia delle Entrate. Una semplificazione per quanto riguarda il lavoro a cui sono sottoposti tutt'oggi quelli che sono i contribuenti, parliamo di questo. Quali sono le categorie interessate o c'è ancora qualche zona che, per quanto riguarda il lavoro che non potrà essere inserita in questa nuova normativa? Le categorie interessate sono un po' tutte, ecco, l'unica, quindi sono tutte quelle che verranno divise in due fasce, chi ha un fatturato superiore ai 400.000 euro e chi ha un fatturato inferiore. Chi lo ha superiore partirà dal 1° di luglio del 2019, dovrà avere già un registratore telematico dal 1° di luglio 2019, chi invece non raggiunge questa soglia dovrà adeguarsi entro il 1° di gennaio 2020. Le categorie che sono esonerate sono alcune, tra quelle che hanno, diciamo, delle attività un po' più particolari, quindi che so, le baite in montagna dove non vengono raggiunte dalla telefonia, piuttosto che in noleggio con conducente, quindi non sono obbligati, ecco, quindi questo tipo di categoria. Comunque, dicevamo di una svolta epocale, chiunque volesse avere notizie, ragguagli in merito, può rivolgersi naturalmente alla vostra azienda. Dove vi troviamo, Massimo? Sì, ci trovate a Sassari, in Corso Vico 37, fronte stazione dei treni.